Grazie Elena, un cordiale saluto agli ascoltatori e telespettatori di Telechiara. Il numero che vi presento oggi è quello che porta la data di domenica 15 gennaio. Come Vita del Popolo abbiamo saltato domenica 8 gennaio perché siamo usciti con il numero speciale in occasione dei 120 anni del giornale il 3 gennaio e quindi questo è il primo numero dopo la grande festa del 3 gennaio con i nostri collaboratori e promotori. Una festa di cui daremo conto nelle prime pagine del giornale con ampie foto, resoconti, il testo del saluto e delle congratulazioni di Monsignor Paolo Magnani che ha fatto le veci del nostro vescovo impegnato a Roma. Altri temi nel giornale di questa settimana come la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e la giornata mondiale delle migrazioni che è appunto domenica 15. Nelle pagine interne abbiamo una bella intervista ad Adriano Bordignon dell'Associazione Famiglie 2000 che è il neopresidente del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Treviso e poi una pagina Una parola ai libri curata dallo scrittore Gian Domenico Mazzucato sul tema del silenzio. Altra pagina speciale è quella dedicata alla rivista Studia Patavina che storicamente è nata nell'ambito del seminario di Padova, ma che oggi diventa rivista della Facoltà Teologica del Triveneto. Abbiamo un'intervista al direttore della rivista, che è Don Giuseppe Mazzucato, che è anche vicepreside della facoltà stessa e noi lo conosciamo come un sacerdote diocesano che è docente di teologia morale allo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto. Diamo conto della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dei comitati di Zaro Branco, i comitati per l'ambiente, che si opponevano all'ampliamento della discarica per rifiuti speciali della ditta Mestrinaro. Quindi in qualche modo i comitati cittadini hanno vinto questa battaglia ed ora si aprono delle prospettive. Sicuramente si dovrà anche capire che cosa farà la ditta da ora in avanti e soprattutto cosa farà delle strutture che aveva già costruito per questo ampliamento. Ed è tutto per questa settimana, grazie dell'attenzione e arrivederci.